Allora, Maurizio Antonini, altra noce, oltre al discorso delle specie aliene, quindi per parlare di animali sul territorio che provocano danni, e siamo stati sollecitati a parlarne, è quella dei prezzi. L'Europa stessa vuole distruggere la pesca in Italia, chi governa in Europa. Vogliono che importiamo pesce dal nord Europa, vedi limitazioni europee 2030. Vi risulta qualcosa? Assolutamente, ha ragione del telespettatore, nel senso che sempre di più la politica europea oggi determina l'attività degli agricoltori e cosa possono produrre gli agricoltori. La pesca è un esempio anche di questo, sempre di più oggi vi è la necessità, la ricerca sempre di un'importazione su paesi extraeuropei. Chiaramente su questo ancora di più va valorizzato il prodotto nostro, il prodotto dei territori, perché questo è l'altro aspetto importantissimo, importante l'iniziativa che si farà a fine mese di ottobre a Villa Contarini a Piazzola Subrenta per la valorizzazione delle DOP, in cui Veneto Agricoltura farà tutta una serie di attività di valorizzazione. Ecco, i valori del nostro prodotto, i valori dei prodotti del territorio devono essere elementi importanti e quindi mettere insieme gli agricoltori con i consumatori è una grande sfida, ma una sfida che tutti noi dobbiamo entrare, dobbiamo vincere insieme. Marilena Fusco, ci sono delle politiche europee che ci svantaggiano in modo particolare nel settore pesca, per quel che ne risulta? Bisogna che attivare l'audio. Scusate, l'avevo disattivato prima. Niente, ma parliamo di misure che possono aiutare le nuove imprese in questo senso? Sì, e comunque politiche restrittive che ci danneggiano. Diciamo, noi come settore pesca stiamo aspettando che le regioni recepiscano la nuova programmazione del FEAMPA, dove appunto poi ci sarà in ogni regione ci saranno i bandi per aiutare le giovani, le imprese, le nuove imprese di giovani, per dare una mano al settore specialmente della tracciabilità, il settore dell'acquacultura, perché l'acquacultura sarà il futuro, anche se ai pescatori diciamo di mare questa cosa non piace, però purtroppo con tutte no, non piace perché, e io li capisco, perché con tutte le restrizioni a livello europeo che ci sono già e che continuano ad esserci sul settore della pesca, come l'eliminazione dello strascico, la sottomisura delle vongole, tutte queste cose qua, la maglia della rete, eccetera, eccetera. Con tutte queste restrizioni si andrà in una forma sempre più concreta e sostanziale dell'acquacultura, dell'allevamento. Ripeto, so che ai pescatori questo non piace perché chi ha investito su un peschereccio vuole restare in mare e questo io lo comprendo, però non sono io che legifero in Europa, ma posso solo dire che dove troviamo un progetto di legge o qualcosa che per noi non è giusto, non è logico, comunque come associazione noi siamo sempre vicini agli operatori. Ma l'acquacultura sarà il futuro. Purtroppo fare ragionamenti economici a lungo termine oggigiorno è impossibile, i rischi sono altri perché non esiste più certezza in niente, tutto cambia. Chi avrebbe mai pensato a questo problema solo 3 anni fa, purtroppo ai noi. Prodotti agricoli, Maurizio Antonini, questi prezzi insomma sono diventati insostenibili e molti lamentano che anche andando nelle aziende direttamente a comprare, nei mercati eccetera, sono sempre prezzi alti, le famiglie hanno orientato anche i propri consumi ineluttabilmente perché non si possono più permettere frutta e verdura manco di stagione, tutto sommato. Guardi, su questo alcuni ragionamenti, alcune riflessioni e valutazioni le dobbiamo fare a 360 gradi, nel senso che
Noi abbiamo anche sottoscritto ultimamente l'accordo che è stato fatto a livello governativo per quanto riguarda l'inflazione e quindi la possibilità di trovare prezzi più adeguati nei supermercati. Poi là c'è tutto da dire, ci sono molte critiche anche su questo, perché nel momento in cui non si trova più quel prodotto là perché è stato consumato, probabilmente chi ha quel prodotto è chiaro che c'è l'aumento del prezzo. L'offerta e la produzione vanno a braccetto e quindi su questo chiaramente noi distinguiamo su questo. Ricordo sempre ai nostri telespettatori che a 100 il prezzo finale solo il 13% va agli agricoltori. Perché molti dicono che invece gli agricoltori e oggi il prezzo dei prodotti agricoli, oggi come ieri, non lo fanno gli agricoltori. Gli agricoltori subiscono invece il valore di quel prezzo là nel momento in cui vendono quel prodotto. Quindi oggi nel momento in cui c'è chiaramente un aumento dei prezzi di vendita, riscontriamo grossi aumenti nei banchi della grande distribuzione, nei supermercati ed altro, però agli agricoltori oggi producono ancora sotto costo. Basti pensare il latte, ma possiamo mettere in campo una serie di altri prodotti anche ortofrutticoli in cui il valore della produzione è molto più alto rispetto ai costi che noi abbiamo, cioè nel senso che il costo che l'agricoltore ha per la produzione del prodotto è molto più alto rispetto a quel valore che gli viene dato. Ma perché quando ci sono questi mercati agricoli, abbiamo visto degli esempi, non solo poi vostri ma anche altri, le associazioni di consumatori sono andati proprio a certificare che i prezzi che vendono direttamente sono sempre alti e sono tali quali della grande distribuzione, quindi vuol dire che... Beh, guardi, qui bisogna fare un grosso lavoro culturale anche alle nostre aziende agricole, in cui vi è la necessità di calmierare evidentemente i prezzi, per vedere la differenza, i prezzi di vendita. Noi, sia agricoltori italiani, nei nostri mercati facciamo questo tipo di lavoro, però vede poi nel momento in cui c'è la vendita è mercato e quindi sul mercato è un po' difficile andare ad individuare il prezzo di vendita specifico di quel prodotto. Sono gli agricoltori che vendono il loro prodotto e quindi nel momento in cui ci sono prezzi alti probabilmente si rendono conto che non c'è neanche nemmeno la vendita di quel prodotto. Quindi man vede, questo è anche un modo, no, di dire che nei nostri mercati ci sono prezzi alti. In effetti i nostri prezzi sono prezzi che sono legati anche al costo di produzione di quel prodotto. Abbiamo avuto aumenti importanti nell'ultimo anno per quanto riguarda i costi di produzione, basta pensare all'energia, del costo dell'energia che è aumentata quasi il 70%, il costo dei concimi, dei fitosanitari ed altro che sono aumentati anche del 50%, quindi abbiamo costi sempre più alti, però quello che noi oggi dobbiamo sempre più valorizzare è il prodotto dei nostri territori, quindi la valorizzazione di questo prodotto dei territori non può non passare con la produzione e con l'accordo che noi dovremmo fare con i nostri consumatori. Assolutamente, no, adesso siamo in chiusura, non posso andare oltre, solo una battuta, ci sono dei paesi dove, anche in Spagna, la vicina Spagna, dove i prodotti agricoli del territorio li trovi, li compri a un prezzo più basso, sono del territorio, sono della stagione in atto, sono buonissimi tra l'altro, sono stata in Spagna, l'ho toccato con mano perché non credevo a quello che mi raccontavano ed è vero, e torni in Italia e ti accorgi che il prodotto del territorio in stagione è tutto, caspita, costa, cioè per permetterti il lusso di mangiare un prodotto, guardi, come la Spagna. Solo un esempio, noi un litro di latte all'agricoltore costa 50 centesimi. Un litro di latte viene importato dalla Francia a 0,30 centesimi. Allora? Cioè, voglio dire, ci sarà un elemento di difficoltà nel momento in cui ci sono valori di questo tipo diversi tra il valore della produzione della Francia e il valore della produzione in Italia, e quindi per questo si deve intervenire con quelle politiche da calmierare i prezzi e da calmierare i costi di produzione, perché questo è il punto. Poi gli agricoltori non penso, e guardi, siamo su una situazione di grande difficoltà del settore agricolo, soprattutto per quanto riguarda la redditività dei nostri agricoltori. Perfetto, allora grazie di aver risposto
risposta a queste questioni che naturalmente ci vengono poste dai nostri telespettatori, tante volte con insistenza, anche dagli addetti ai lavori. Ringraziamo Marilena Fusco, segretaria nazionale Pescagri-CIA, le auguriamo buon lavoro, speriamo la prossima volta di averla anche in presenza qui con noi. Maurizio Antonini, grazie, come sempre riesce ad affrontare tutte le questioni, esperto ormai di tutto quel che riguarda il mondo agricolo, e naturalmente la CIA Veneto è sempre a disposizione per tutti coloro che avessero bisogno di informazioni, delucidazioni per gli addetti ai lavori, ma anche non solo. E poi ricordiamo che ci sarà questo prossimo convegno aperto al pubblico il 9 ottobre alle ore 16, sede del Parco Porto Viro. Grazie ancora, buon proseguimento, restate sul canale 19.